cantieri e opere a rischio stop. Da Treviso il grido d'allarme di enti e imprese che questa mattina hanno firmato un documento destinato al governo. Bancomat e POS bloccati anche in Veneto come in tutta Italia, clienti persi perché impossibilitati a pagare, la rabbia degli esercenti, indagini sulle cause, escluso l'attacco hacker, forse troppe transazioni per Pasqua. Sorride invece il turismo che ritrova ossigeno nel weekend festivo, da Venezia alle spiagge fino alle terme, prenotazioni da tutto esaurito. Tanti messaggi per ricordare la 17enne morta nel tragico incidente stradale ieri a Salgarede, la sua squadra di nuoto, la scuola, i suoi amici, la richiesta dei residenti mettere in sicurezza la strada. Ha cercato di sottrarsi al carcere facendosi ricoverare in ospedale, ma una volta dimessa è stata portata in cella. È una 59enne amministratrice di sostegno vicentina condannata per aver intascato i soldi di anziani assistiti. Torna l'incubo roghi nella Marca, a Crocetta del Montello, un intero pomeriggio di lavoro per i volontari dell'antincendio boschivo. Anche i vigili del fuoco veneti sostengono i loro omologhi ucraini. Partita da Padova una colonna mobile con aiuti e mezzi destinati alle zone di guerra. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che apriamo, lo avete sentito dai titoli, con il tema di queste ultime settimane, ovvero il rincaro dei prezzi ma anche la carenza di materie prime che mettono a serio rischio molti cantieri. È dalla Marca trevigiana, da Treviso, che parte il grido d'allarme di enti e imprese che questa mattina hanno firmato un documento destinato al governo. Il messaggio è ben chiaro: rivedere subito il PNRR o sarà un boomerang. Una richiesta che fa tutto il territorio, trasversale, mondo delle imprese, mondo delle istituzioni, mondo del sindacato, al governo, perché mettano le mani e revisionino le regole del PNRR. Come ho avuto già modo di dire, da opportunità può trasformarsi in boomerang. Una miccia da disinnescare subito, quella del rialzo dei costi delle materie prime, soprattutto guardando l'attuazione del PNRR sui territori, partita miliardaria per il solo Veneto. È così che dal Sant'Artemio è partito un appello condiviso al governo, mittenti le province del Veneto, i comuni con ANCI, categorie economiche e sindacati. Il documento firmato in mattinata propone di rivedere il piano di resilienza, in particolare la copertura della quota di rialzo dei costi, ma anche di introdurre una vera calmierazione dei prezzi di fronte alle speculazioni, la riduzione dell'IVA e procedure più rapide per le varianti. Chiaro che il settore che concentra le maggiori tensioni sia quello delle costruzioni. Attualmente ci sono cantieri di rischio stop, devono partire quelli del PNRR, alcuni sono già partiti perché rientravano in appalti già dati, ma quelli che devono partire devono necessariamente essere rivisitati i preziari, ma non con aumenti simbolici, con aumenti veritieri. I primi esempi che arrivano dal nord-est sono eclatanti. Un cantiere importante su Vicenza, 35 milioni di euro, rischia di non essere appaltato. Cantieri sulla TAV, 65 milioni di euro con prezzi vecchi, è andato deserto. Sono esempi degli ultimi minuti ai quali, ahimè, ne seguiranno molti altri. Imprese e committenti pubblici sono quindi sulla stessa lunghezza d'onda. Sono inconcepibili l'aumento di alcuni prezzi. Il bitume oggi, che è collegato al petrolio, non può aumentare del doppio, da 300 euro a tonnellata a 600. È illogico. Amministrazioni, imprese e dunque lavoratori. Il mondo dell'occupazione rischia di essere quello sul quale ricadono tutte le tensioni che questa situazione sta creando. Sicuramente c'è un dato di fatto che la situazione non può sfuggirci di mano. Alla luce della guerra in Ucraina, che comunque sta influenzando fortemente specialmente l'economia del Veneto, e comunque oggi ci dice che dobbiamo mettere in piedi altri strumenti. Né più né meno di una manovra d'urgenza perché il PNRR non si fermi sulla carta. Credo che una revisione di questo straordinario strumento che è il fondo Next Generation sia doverosa da parte del governo e possa permettere a tutti gli enti locali e alle associazioni di categoria presenti qui questa mattina di spendere al meglio queste straordinarie risorse che sono state date al nostro Paese. E quella di oggi è stata una giornata complicata per il commercio trevigiano e veneto. Nei negozi come nei locali, per tutta la mattinata gran parte dei terminali per il pagamento elettronico non accettavano carte di credito o bancomat. Tanti turisti stranieri che, non utilizzando il contante, hanno rinunciato agli acquisti. Per un caso ora al vaglio della Polizia Postale.
A lei le è funzionato il bancomat oggi? No, assolutamente no, anzi ho proprio qui davanti per le transazioni di un cliente che ha portato via della roba a Roma, ha dovuto andare fuori, è tornato e me lo pagherà lunedì il conto. 2-1, il bancomat non funziona neanche qua. E quindi il cliente? E quindi il cliente è un po' imbarazzante, il cliente dopo la fine tira fuori il cash, però insomma il servizio dovrebbe essere completo. Due testimonianze di cosa è accaduto oggi in gran parte dei negozi, dei bar e dei ristoranti non solo di Treviso o della Marca ma di tutto il Veneto. In realtà è stato un problema tutto italiano, come si è visto sui social, con tantissimi utenti che hanno denunciato i problemi. Dal servizio del settore Down Detector, le più colpite sarebbero Unicredit, Poste Italiane, BNL, Fineco e Intesa San Paolo. POS non funzionava, neanche le carte di credito, ma non solo per i circuiti interni alle attività, ma anche gli sportelli bancomat, quindi c'è stato un disagio un po' per tutti quanti, e con i tanti ordini e richieste da evadere qua in negozio abbiamo avuto dei disagi. Già perché è capitato di fatto all'inizio del ponte di Pasqua, atteso da tempo dal commercio per rifarsi di una stagione piuttosto fiacca. Il risultato, ci ha raccontato un negoziante di calzature del centro di Treviso, è stato che molti turisti, soprattutto esteri, hanno rinunciato agli acquisti, lasciandogli sul banco scarpe per un valore di diverse migliaia di euro. Nel pomeriggio i problemi dei circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti, i servizi sono stati ripristinati, mentre sul fatto sta indagando la polizia postale, anche se di fatto non è la prima volta che i bancomat fanno cilecca. Nell'ultimo periodo, una media di una volta ogni 2 settimane, capita che il POS si blocchi. Un danno per il commercio, ma per tutte le città, sottolinea il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Un danno molto elevato per il nostro commercio, un danno molto elevato per la nostra comunità. È evidente che alla fine dovremo fare i conti di chi ha sbagliato, dovrà anche pagare i danni di quello che è successo in queste ore. Dalla rappresentanza dei pubblici esercizi l'appello affinché non si ripeta più. Prima di tutto ci auguriamo che si risolva immediatamente, al più presto, questo problema, e secondariamente fare un tavolo tecnico per capire qual è il problema e soprattutto scongiurare che non accada mai più in ponti come questi, che sono dei mega ponti per noi per risollevare l'economia e alzare finalmente la testa. La SLC CGIL ha aperto uno stato di agitazione per tutta la rete di uffici postali del Veneto. Domani pertanto gli sportelli postali della regione potrebbero rimanere chiusi tutto il giorno. Da tempo si lavora con una carenza di personale diventata ormai insostenibile, lamentano i sindacati. Sempre più spesso si verificano spostamenti di personale tra uffici anche durante la stessa giornata per coprire le necessità di organico. A questo si aggiungono le difficoltà operative riscontrate con gli applicativi informatici lenti che aumentano i tempi di svolgimento delle operazioni. In una nota Poste Italiane ricorda che nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, anche in Veneto l'azienda ha assunto nell'ultimo biennio ben 710 giovani. Le assunzioni sono proseguite anche in questi primi mesi del 2022 con la stabilizzazione di 341 portalettere confermati a tempo indeterminato, a cui nel corso dell'anno si aggiungeranno anche le assunzioni di altre figure professionali. Parliamo di questo ponte pasquale perché Venezia torna a riempirsi di turisti. A Pasqua si annuncia il tutto esaurito. A Venezia per Pasqua arriva il tutto esaurito negli hotel. Ecco il primo vero momento di ripartenza e tra Pasqua e la Biennale la città si pronuncia sold out per le prossime 2 settimane, con presenze turistiche molto qualificate da tutto il mondo. Così la città riprende vigore. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi. È il primo momento probabilmente in cui Venezia si riprende dopo 2 anni di pandemia e altri 4 mesi di orribile acqua alta nel 2019, quando i turisti erano scomparsi per la paura di uno tsunami a Venezia. Devo dire la verità che ora Venezia sta riprendendosi alla grande, siamo praticamente a tutto esaurito per i prossimi 10-15 giorni, Pasqua, la Biennale, soprattutto la Biennale, stanno portando veramente una grandissima affluenza. La Biennale, motore e volano economico. Dobbiamo ringraziare anche la Biennale, non cesseremo mai di ringraziare il Presidente Cicutto per avere preso la decisione già nei tempi della feroce pandemia di fare la Biennale fisicamente, perché questa Biennale veramente sta riempiendo la città, ma sta riempiendo la città anche di un turismo qualificato.
Le incertezze per gli operatori sono a maggio. Maggio non sappiamo ne ancora nulla, ormai l'abitudine da parte del turista è quella di prenotare last minute, e prenotare last minute significa che le imprese non hanno la minima idea di quali saranno i flussi turistici 20-30 giorni dopo, e quindi speriamo in bene, speriamo che questa crisi sia finalmente terminata. Ha lasciato macerie però. Boom di prenotazioni anche a Jesolo per Pasqua, con una ripresa occupazionale con punte fino all'85%. La passeggiata con i cagnolini sulla spiaggia, ombrelloni e lettini già pronti e distesi al sole, al pari di chi alla comodità preferisce il ritorno del tepore sulla sabbia. E ancora i giochi di bimbi con il pallone e di quanti da grandi si stanno già godendo le vacanze di Pasqua da beati turisti. È il quadro dipinto in queste ore lungo il litorale veneziano, con la riapertura di molti alberghi su Jesolo e Cavallino e una forte ripresa dell'occupazione dopo 2 anni di agonia. Siamo oltre il 70% con delle punte anche di 80-85% di occupazione, per cui siamo assolutamente felici per come è iniziata la stagione, anche in virtù del fatto appunto che in questo periodo dell'anno era 2 anni che eravamo sostanzialmente impossibilitati ad accogliere gli ospiti. A popolare le nostre spiagge per lo più turisti italiani, per oltre il 50%, con gli storici turisti di nazionalità tedesca e austriaca alloggiati per lo più nei campeggi. Ovviamente grande l'emozione degli albergatori nel riaprire l'attività. Io vedo che la gente scende con la voglia di dedicarsi una piccola pausa insomma dal tran tran quotidiano. Siamo finalmente felici di poter tornare a fare il nostro lavoro. Pasqua come termometro per una stagione balneare estiva 2022 che ci si auspica possa essere in altrettanta forte ripresa. C'è stata una forte pressione della domanda nei primi 2 mesi dell'anno, un po' di spazio nel quale insomma le vicende dell'est hanno rallentato, adesso sono riprese le prenotazioni in maniera abbastanza fluida, c'è un cauto ottimismo. Tornano i turisti anche alle terme, dopo 2 Pasqua in lockdown, c'è la ripresa, ma caro bollette e guerra in Ucraina frenano le aspettative degli albergatori. La prima Pasqua con i turisti dopo 2 anni di assenza. Il comparto terme si appresta a rivivere quella che per il settore si tratta di alta stagione. Dopo 2 anni segnati dalla pandemia, alberghi e piscine termali si preparano ad accogliere i turisti nel periodo pasquale. Il settore è moderatamente soddisfatto. Caro bollette e guerra in Ucraina non hanno però facilitato la ripartenza. Questi fattori hanno portato sicuramente a un rallentamento di quello che è il movimento turistico. Considerato tutto questo, pensiamo comunque di essere moderatamente soddisfatti. In molte strutture si registra un alto numero di presenze, ma non il tutto esaurito. Purtroppo, sia prima che dopo, registriamo ancora dei vuoti molto significativi e importanti, ma considerato tutto quello che sta accadendo e che è accaduto, è meglio, cioè noi siamo comunque, dobbiamo guardare avanti ed essere fiduciosi in una ripartenza. Manca il turismo russo. Dal punto di vista delle presenze non è particolarmente importante, dal punto di vista invece della spesa è particolarmente importante perché rappresentava da solo il 10% del fatturato annuo delle terme ugane per quanto riguarda le strutture alberghiere. Quindi possiamo dire che effettivamente il colpo è stato più pesante, ma sono già 2 anni che mancano e mancheranno ormai per molti anni. Abbiamo però avuto dei grossi risultati e soprattutto dei ritorni molto importanti per quanto riguarda il pubblico italiano. C'è una riscoperta dell'italiano di mete molto prossime alla loro residenza. Molte strutture hanno avuto poi difficoltà nel trovare lavoratori stagionali. Spero che al più presto sia tolto il reddito di cittadinanza, tolta la quota 100 e anche, diciamocela tutta, rimessi i voucher, perché il mondo del turismo oggi vive dei picchi per 1 o 2 giorni e poi basta. Le procedure per assumere i dipendenti, anche a tempo o a chiamata, a tempo parziale, eccetera, sono troppo onerose e troppo lunghe. Quindi bisogna assolutamente rendere più flessibile il mercato del lavoro. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo.
Rieccoci in diretta con la cronaca. Sono tanti i messaggi per ricordare la 17enne morta ieri pomeriggio nel Trevigiano a Salgarede in un incidente stradale. La squadra di nuoto, i suoi compagni di scuola, i suoi amici la ricordano come una ragazza sorridente, mentre i residenti della zona chiedono di mettere in sicurezza quella strada. 2 mazzi di fiori nel punto esatto dove è avvenuta la tragedia e tantissimi messaggi per ricordare Samantha Renon. In un post su Facebook le parole della sua squadra di nuoto di Motta di Livenza: la famiglia Gymnasium vuole ricordarti così, bella e sorridente. E poi gli insegnanti di compagni dell'istituto Sansovino di Oderzo, la scuola frequentata dalla giovane. La notizia ha travolto tutti, impossibile spiegare ai ragazzi che la loro amica non c'è più. Hanno visto Samantha mercoledì scorso, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali. Sotto braccio il suo amato casco, era orgogliosa della sua moto, una 125, la sua passione assieme allo sport. Tanti sogni da realizzare come tutte le ragazze di 17 anni, a scuola era bravissima, una media che sfiorava il 9, il cordoglio del presidente della provincia Stefano Marcon. Porto le condoglianze alle famiglie, mi unisco il dolore dei familiari perché la perdita di una giovane vita così lascia il segno per tutta la vita. Samantha aveva preso la moto per andare, sembra, a trovare il fidanzatino. Le parole prima di partire da casa per rassicurare la mamma: appena arrivo ti mando un messaggio che non è mai arrivato. Samantha ha perso la vita lungo questa strada in via Arzere all'incrocio con via Redenta. Un'auto condotta da un 35enne ha svoltato a sinistra, forse tagliando un po' l'incrocio. Dal senso opposto stava arrivando la 17enne che nulla ha potuto fare, è stata travolta dalla macchina. I residenti hanno sentito lo schianto, sono usciti sotto shock, il gelo e il dolore per una vita spezzata, l'ennesima. Una bambina, ripetono trattenendo le lacrime. Questa strada è tristemente nota per gli incidenti stradali. Come che vede mia, sicurezza un po' meno sarebbe meglio, perché qua passa delle macchine anche a 130 all'ora qua. Corrono un po' fortino, abbastanza, in questa via qua, e poi c'è quell'incrocio là che è bruttissimo. Ci vorrebbero più controlli, ci dicono, e intanto le istituzioni stanno mettendo in cantiere nuove iniziative sulla sicurezza stradale. Le istituzioni si stanno interrogando su come mitigare queste tragedie. Stiamo lavorando. C'è stato un momento stiamo portando avanti un momento di formazione attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche una campagna di informazione un po' trasversale, coinvolgendo associazioni di familiari di vittime della strada, piuttosto che ULSS, piuttosto che i media, la stampa e la comunicazione, per sollecitare, sensibilizzare, formare i futuri utenti della strada. Una vicentina già sottoposta a misure alternative alla pena detentiva dovrà ora scontare la condanna in carcere. Sentiamo cos'è accaduto. Una vicentina di 59 anni, amministratrice di sostegno presso numerosi tribunali italiani, già sottoposta alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dovrà invece scontare la pena in carcere. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Verona, che ha dato mandato alla questura di Vicenza di eseguire ieri l'ordinanza. La donna era già stata condannata per aver abusato del suo ruolo, intascando indebitamente proventi ai danni di numerosi anziani, lasciandoli in gravi difficoltà economiche senza poi risarcirli. Il 18 marzo scorso, inoltre, l'amministratrice di sostegno vicentina aveva tentato di sottrarsi al provvedimento giudiziario a suo carico, facendosi ricoverare all'ospedale San Bortolo. Al momento della sua dimissione, invece, i poliziotti della divisione anticrimine hanno condotto la donna al carcere di Verona, dove ora dovrà scontare la pena di oltre 7 anni di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita, falso ideologico in atto pubblico ed evasione degli arresti domiciliari. Torna l'incubo incendi nella Marca. Ieri intervento dei volontari dell'AVAB a Crocetta del Montello. Ci sono volute oltre 4 ore per domare le fiamme divampate nel pomeriggio in un'area boschiva in comune di Crocetta del Montello, nelle vicinanze della Presa 18. Una volta partita la segnalazione sul posto sono subito arrivati i volontari dell'AVAB di Valdobbiadene, della Pedemontana del Grappa, che fanno capo a Pieve, e di Pederobba. Uomini e mezzi che sono stati coordinati sul posto da Michele Coppe, comandante della Forestale di Valdobbiadene, e dal sindaco di Crocetta Marianella Tormena, accanto alla polizia locale. 50 gli ettolitri d'acqua utilizzati
stati portati con oltre 400 metri di manichette. Operatori e volontari hanno lavorato su un fronte molto ampio che fortunatamente è stato limitato proprio grazie alla tempestività dell'intervento. Dopo le operazioni di spegnimento sono state effettuate quelle di bonifica. La conta dei danni sulla vegetazione è ancora in corso. Ignote le cause dell'incendio, che sembra però di natura accidentale. Di certo, dopo gli incendi di fine marzo, interrotti da qualche goccia di pioggia, torna l'incubo roghi anche nell'Alto Trevigiano. Voltiamo pagina, anche i vigili del fuoco veneti sostengono i loro omologhi ucraini. Partita da Padova una colonna mobile con aiuti e mezzi destinati alle zone di guerra. Sono partiti dal comando dei Vigili del Fuoco di Padova 4 autoarticolati della colonna mobile regionale con a bordo mezzi antincendio e materiale pompieristico destinato all'Ucraina e donati dalla direzione interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige. I mezzi, con personale dei comandi di Padova, Treviso, Venezia e Verona, faranno ora tappa a Udine, dove si incontreranno coi mezzi provenienti da tutto il territorio nazionale e si dirigeranno prima verso Tarvisio, dove tutti e 45 veicoli antincendio saranno trasbordati su un treno messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. Arriveranno dunque all'interporto di Kozice, in Slovacchia, dove ha sede l'hub dell'Unione Europea, e raggiungeranno da qui l'Ucraina. È tutto per questa edizione regionale del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle previsioni meteo. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Fronte freddo in arrivo dall'Europa orientale. La giornata di sabato 16 aprile, che precede la Pasqua, sarà comunque all'insegna di un tempo tutto sommato buono. Nel dettaglio, sul Veneto avremo ampi spazi di sereno, più significativi su Dolomiti e bassa pianura. Addensamenti nuvolosi più frequenti altrove, specie sulle zone interne, dove saranno probabili anche occasionali deboli piovaschi nel pomeriggio. Temperature stazionarie, minime tra 6 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino sarà sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile, e sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco sulla fascia prealpina. Soffierà bora sostenuta a Trieste. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 19-22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sole prevalente nelle ore pomeridiane, tuttavia non si escludono degli acquazzoni sulle zone meridionali della regione. Temperature minime intorno a 8-9 gradi, massime infine sui 23-24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.